Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Buon sabato a tutti voi. La cronaca subito: c'è un bambino di 10 anni che è rimasto infilzato alla gamba mentre cercava di scavalcare una cancellata a San Gregorio di Veronella. Siamo in provincia di Verona. Il bimbo è in ospedale, fortunatamente non è in pericolo di vita. Il piccolo paziente è arrivato ieri sera all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato operato dal chirurgo vascolare per rimuovere il corpo estraneo e per i necessari punti di sutura. Il bimbo di 10 anni, lo ricordiamo, resta in osservazione, ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica. Una tragedia sfiorata dunque nel veronese, con questo bimbo che è rimasto infilzato alla gamba mentre cercava di saltare il cancello. A Borgo Veneto poco fa si sono conclusi, siamo nel Padovano, i funerali di Silvano Vigato, l'uomo, lo ricorderete, protagonista del giallo della Villetta, trovato morto con un colpo di pistola al petto mentre la compagna era in gravi condizioni, compagna che è uscita pochi giorni fa dalla terapia intensiva, ma dovrà spiegare cosa manca ancora, i tasselli che mancano del puzzle di questo giallo, di quanto è accaduto a Borgo Veneto. Intanto però questa mattina i funerali, peraltro a officiare c'era anche il fratello di Silvano Vigato, Don Maurizio, è sacerdote. Sentiamo allora la nostra Valentina Visentin, che insieme a Cristian Roccaiende ha seguito la cerimonia a Borgo Veneto. Si sono appena conclusi i funerali di Silvano Vigato, il 65enne di Borgo Veneto, trovato priva di vita all'interno della sua abitazione di via Rossini il 29 gennaio scorso a causa di un colpo di pistola quasi probabilmente autoinferto. Accanto al suo corpo senza vita quello della compagna invece in fin di vita che è tuttora ricoverata in ospedale. Questa mattina alle 10 nella chiesa di Santa Margherita d'Adige, frazione di Borgo Veneto, i funerali molto partecipati da tutta la comunità e da tanti amici che Silvano aveva. C'erano i figli nella prima fila ad officiare insieme al parroco Don Andrea Pellegrini, c'era anche Don Maurizio Vigato, fratello di Silvano. Un'omelia molto sentita, quella che si è tenuta all'interno della chiesa, con un messaggio importante di vivere la vita con coraggio, conoscendo i propri limiti e superando quelle che possono essere delle imperfezioni. Siamo esseri non perfetti ma perfettibili, ha ricordato Don Andrea, invitando poi tutta la comunità a stare vicino alla famiglia di Vigato e soprattutto di accompagnarlo in questo suo ultimo viaggio, riportandolo alla pace del Signore. Queste le parole, tante le persone. Nel frattempo si guarda anche con apprensione alle condizioni di salute della 55enne compagna di Silvano Vigato. Si trova tuttora ricoverata in ospedale a Schiavonia, non è più in terapia intensiva ormai da qualche giorno, è vigile, è stata portata in reparto, ma ancora non è in grado di sostenere un interrogatorio dei carabinieri che vogliono chiarire quanto è accaduto nella Villetta lo scorso 29 gennaio. L'ultima telefonata fatta alla figlia della donna intorno alle 12, poi intorno all'1 delle grida sentite anche da una vicina di casa, la scoperta dei due corpi verso le 16, quando la figlia della donna è entrata in casa e ha trovato la mamma in condizioni disperate e Silvano Vigato invece privo di vita. Cosa sia accaduto lo potrà raccontare solo lei non appena sarà ripresa completamente e potrà sostenere un interrogatorio. Nel frattempo oggi qui a Santa Margherita d'Adige è la giornata del dolore e del lutto. Così dunque a Borgo Veneto, la cronaca ci porta a Thiene. Ieri sera grave un ciclista travolto da un'auto. Stava tornando a casa dal lavoro quando, attraversando la strada con la sua bicicletta sulle strisce pedonali in via del Lavoro a Thiene, è stato investito da un'auto. Grave un 32enne travolto da una Kia condotta da un 50enne di Malo e proveniente dalla frazione di Molina. Immediata l'allerta al 118, l'ambulanza ha trasportato il ciclista in ospedale a Sant'Orso in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Traffico in tilt per oltre un'ora e mezza, dal momento che è stato necessario chiudere una parte della strada per permettere i rilievi del sinistro. Sul posto 2 pattuglie della polizia locale nord-est vicentino.
Torniamo a parlare di furti con una coppia di ladri arrestata dalle volanti. Siamo a Treviso dopo una notte di furti tentati e commessi. Potrebbero essere gli stessi autori della scia di colpi che ha interessato a Treviso la zona di Sant'Artemio. Parla un ristoratore che ha subito, pensate, 3 colpi in un mese. L'intervento immediato delle volanti nel cuore della notte ha consentito di braccare 2 giovani nordafricani di 21 e 24 anni, forse gli stessi delinquenti che da oltre un mese stanno assediando la zona del Sant'Artemio tra Villorba e Treviso, dove sono tante le attività finite nel mirino. L'epilogo nella notte tra mercoledì e giovedì, quando la coppia di delinquenti tenta di entrare al ristorante L'Isola armeggiando sugli infissi dopo aver messo fuori uso le telecamere. Sono circa le 3. I proprietari al piano di sopra sentono degli strani rumori. Da un lato chiamano il 113, dall'altro scendono e se li trovano praticamente davanti. Sono a volto scoperto e si danno la fuga a piedi. Gli agenti li intercettano in viale Felicent. Con loro hanno anche una chiave inglese, un'altra è stata abbandonata fuori dal locale. Ma prima di colpire all'Isola, i 2 sarebbero stati anche alla trattoria Sant'Artemio, a meno di 200 metri in linea d'aria. Il colpo poco dopo le 2, come racconta il titolare Michele Marsura. Purtroppo erano rimaste l'altra sera alcune sigarette dentro un cassetto e hanno preso quelle e hanno svuotato, perché forse avevano fame, anche il cestino delle merendine. I ladri sarebbero entrati dalla finestra a ribalta, ma il dettaglio, che dettaglio non è che si tratta dell'ennesimo colpo in poco tempo ai danni del locale, più o meno sempre con le stesse modalità, come bottino, sigarette e fondo cassa. 3 furti in un mese, sì. 3 furti in un mese. Diciamo che il secondo furto è stato quello proprio che a noi ha danneggiato di più. Dopodiché il terzo hanno trovato poca cosa da raffare, un vero assedio, sì, diciamo. Però speriamo che adesso, visto che sono anche riusciti a prenderli, se sono quelli, insomma, a sto punto abbiano capito che non c'è più niente da rubare, quindi anche se entrano. Per entrambi i soggetti è scattata la convalida dell'arresto. Nei confronti del 21enne è stato emesso un foglio di via. Intanto, tra un colpo e l'altro, Marsura corre ai ripari. Quindi faremo una illuminazione, metteremo delle telecamere e eventualmente anche l'allarme, perché evidentemente lavorare per poi dover subire anche i furti, insomma, con la fatica che si fa tutti i giorni, diventa un po' anche frustrante per noi che lavoriamo, insomma, sono anche doppiamente mortificanti. Il tema furti, ma anche il tema delle aree degradate e non riqualificate. Allora il nostro viaggio, che sta creando non poche polemiche, con Lucio Zanato all'interno dell'ex polveriera di Volpago, dove è emergenza ladri, un'area di 100 ettari di proprietà del comune che non sa più come fare per fermare chi ruba ogni cosa, dai termosifoni alle fototrappole. I vandali entrano da qua, noi appena il comune si è impossessato della caserma praticamente, abbiamo chiuso 60 buchi con la rete elettrosaldata. E nonostante questo ogni tanto... Nonostante questo ancora tagliano e entrano. Anche ieri sera è portata via una teletrappola. Ladri scatenati e beffardi all'ex polveriera del Montello. Scatenati perché l'area isolata gli permette di agire impunemente, e beffardi perché si portano via anche i sistemi di videosorveglianza. Una vera e propria emergenza per l'amministrazione comunale, che non sa più cosa fare. Ci servono risorse consistenti, perché ci sono 100 ettari di terreno, ci sono 60 casermette, c'è tutto il nucleo appunto abitativo dove risiedevano i militari che facevano la guardia, quindi servono risorse importanti. Vice sindaco che si spinge oltre, chiedendo sostegno al Ministero della Difesa con un presidio stabile. Penso alla Regione Veneto, ma anche allo Stato, perché questa polveriera, quando c'è stata la guerra fredda, aveva una rilevanza importantissima in caso di scontro appunto tra l'Occidente e l'Oriente. Quindi anche a livello storico io vedo anche il Ministero appunto italiano che potrebbe intervenire, perché qui deve risiedere qualcuno, deve esserci qualcuno, perché ogni intervento che noi andremo a fare ci sarà, se non c'è nessuno che possa controllare, sempre l'intervento di ladri che vengono a portare via tutto. Basta entrare nella zona senza amianto per vedere l'azione dei ladri, dalla cucina completamente smontata e portata via, ai termosifoni e ai quadri elettrici, fino al rame che creava una gabbia antifulmini attorno agli edifici.
Tutto divelto e caricato su furgoni e camion, approfittando dell'area completamente isolata, dove al momento, se si può dire, gli unici a montare di guardia, quando possono, sono i volontari di protezione civile. E la loro presenza ha permesso comunque di acciuffare una delle tante bande all'opera, con una refurtiva decisamente di peso. Insomma, una volta tanto li avete anche beccati qua? Sì, sono stati beccati 2 persone e portati in caserma praticamente, poi stavano depredando la caserma qua, ti devo il pago. Ma in particolare si stavano portando via il trasformatore? Stavano portando via qua il trasformatore e hanno portato via tutto il rame che c'era sopra le caserme qua. Ma per qualche quintale di rame salvato c'è la consapevolezza che in ogni momento qualcun altro potrebbe continuare a devastare la polveriera. Un patrimonio non solo economico ma soprattutto storico e turistico per quell'Italia di leva che qui ha trascorso uno spicchio del proprio servizio militare. Un tempo che qui pare essersi fermato, come testimonia questo telefono con la scheda utilizzata da generazioni di soldati per chiamare la fidanzata. Per questo in comune, come soluzione di emergenza, stanno ipotizzando anche ad un bando per un custode, recuperando la casa del maresciallo consegnatario, sperando poi nelle istituzioni regionali e nazionali per creare un presidio stabile di questo patrimonio comune che, ironia della sorte, dopo essere stato per oltre mezzo secolo blindato, ora è del tutto indifeso. E allora c'è un'area degradata che non si riesce a riqualificare, c'è un'area invece dove a Bassano sorgerà un nuovo centro commerciale, ci sono le minoranze che sono sul piede di guerra. Il nostro Mirko Cavallin da Bassano del Grappa, ti chiedo per questioni di tempi di essere abbastanza rapido, Mirko. Allora... Perfetto, allora grazie Nicola, buongiorno. La rapidità la chiedo al nostro ospite Emanuele Remonato, consigliere comunale della lista È il Momento. L'area è quella alle nostre spalle, che cosa è previsto qui e di che cosa si sta discutendo? Qui è previsto di trasformare quest'area da agricola ad area commerciale, in un luogo dove di aree commerciali ce ne sono già diverse. Io qua voglio fare un appello ai consiglieri di maggioranza e voglio farlo anche ai cittadini e alle cittadine. Qui non possiamo permetterci di creare una nuova area commerciale andando in realtà contro a quello che è l'interesse pubblico. A volte io mi chiedo se la politica pensa a cosa vuol dire per le persone passare in queste strade trafficate. Questa è una strada particolarmente trafficata. Pensa a cosa vuol dire per il piccolo commercio una nuova area commerciale che va pian piano a distruggere l'economia locale della nostra città. Quindi su questo davvero dobbiamo farci un grosso esame di coscienza, al di là dei colori politici, al di là delle divisioni che vogliono continuare a farci tra destra e sinistra, quando qua si parla solamente di un interesse pubblico da tutelare e di non dare ancora la possibilità a nuove persone, a nuovi speculatori che non sono nemmeno bassanesi, di continuare a costruire grandi aree commerciali che a Bassano non ce n'è bisogno. Questa è ancora area agricola e perché venga trasformata come destinazione ci deve essere un passaggio in Consiglio Comunale. Ma a proposito di questo, Nicola, il Consiglio Comunale non è convocato dal 19 dicembre. Sì, su questo è un po' fa sorridere il fatto che si arriverà quasi a 2 mesi, più di 2 mesi senza Consiglio Comunale. E questo anche si collega a una cosa che viene detta troppo spesso anche nei giornali e nelle televisioni, che la politica, come in questo caso, non potrebbe decidere. In realtà la politica decide e potrà decidere su quest'area come su tante altre cose. Continuare a passare il messaggio ai cittadini che la politica non può decidere, che è già tutto fatto, è qualcosa di assolutamente sbagliato e che davvero porta a un distacco della popolazione e dei cittadini con quello che è il mondo della politica. Noi potremmo decidere, i consigli comunali servono a questo, possiamo decidere discutendone e soprattutto facendo l'interesse dei cittadini e delle cittadine di tutta la città, non di pochi privati. Allora, questa vicenda continueremo a seguirla. Quest'area qui, Nicola, è Viale Colombo, non siamo lontani dalla Pedemontana Veneta. Questa dovrebbe diventare alla fine dei lavori la tangenziale sud di Bassano, ma c'è ancora tanta strada da fare. Con Alessandro Costacuta, la parte tecnica, da Bassano è tutto, a te la linea. Grazie a Mirko Cavallin da Bassano del Grappa. Non so se siamo pronti da Treviso con Marta Marangon. Torniamo al tema della sicurezza di cui parleremo
anche dopo con il nostro Filippo Fois per parlare di zone rosse a Venezia. Torniamo a parlare di sicurezza. Abbiamo visto i ladri nelle polveriere, i ladri nella trattoria, poi la sicurezza è legata anche alle risse, è legata anche alla presenza di soggetti pericolosi nelle città. A Treviso la stretta della polizia con un bar che viene chiuso proprio in città. Marta Marangon con Lucio Zanato. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Nicola, a te e ai tuoi telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo a Treviso in via Gasparinetti, quartiere di Santa Maria del Rovere. Quello che vedete alle mie spalle è il Ciapi Bar, del quale il questore Alessandra Simone ha ordinato la chiusura per 7 giorni per questioni di ordine e sicurezza pubblica. Nel corso delle ultime settimane si erano intensificati i controlli in questa zona su chiamata anche dei residenti e in base a quanto avevano accertato i poliziotti era stata riscontrata in questo locale la presenza di diversi soggetti con precedenti penali per reati anche gravi e questa situazione, diciamo, che si era reiterata ha portato il questore a emettere il provvedimento per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, proprio perché l'insieme di queste persone avrebbe potuto in qualche maniera determinare dei sodalizi pericolosi appunto per la sicurezza di chi vive e lavora in questo quartiere. Una chiusura determinata appunto per una settimana sulla base, lo vedete appunto nel cartello di sigillo che è stato apposto dai poliziotti, in ottemperanza all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che è importante perché significa che questo provvedimento non costituisce una sanzione per l'esercizio commerciale in se stesso, ma è volta piuttosto a tutelare la cittadinanza proprio per evitare il consolidarsi nel tempo di una situazione pericolosa per la sicurezza pubblica. Questo dunque è successo qui e i controlli di questo tipo, annunciano dalla Questura, saranno intensificati da parte della Polizia di Stato proprio per prevenire queste situazioni di pericolo. E da Treviso è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangon. Ancora il tema sicurezza, da un bar chiuso per la presenza di soggetti pericolosi al chiosco dove è avvenuto l'accoltellamento in Piazzale Roma 2 giorni fa. Lo abbiamo raccontato in questi giorni, le testimonianze dei commercianti nella zona sono episodi all'ordine del giorno. A parlare anche il proprietario del chiosco dato in gestione al 44enne bengalese arrestato per aver accoltellato al braccio un cliente. Sentiamo le sue parole. Saranno 8-9 anni che è qui con noi. È sempre stata una persona corretta, una persona seria, una persona che non aveva mai avuto nessun problema. A parlare uno dei 3 proprietari del chiosco ora chiuso per 15 giorni su disposizione del questore Bonaccorso dopo l'accoltellamento di mercoledì sera, per cui Kanana H, il 44enne bengalese che gestisce l'attività a pochi passi dai giardini Papadopoli, è stato arrestato. La vittima, ferita al braccio, è un 28enne torinese che frequenta Venezia e che, secondo quanto riferito dal 44enne prima dell'udienza per direttissima, avrebbe chiesto insistentemente da bere e al rifiuto del commerciante che lo vedeva alterato sarebbero iniziate offese e strattoni fino all'accoltellamento. Io ci ho parlato ieri e è molto arrabbiato, però da una parte anche gli dispiace di quello che è successo, perché non voleva arrivare a sto punto. Però. A Piazzale Roma è diventato impossibile lavorare, dicono in molti. Qui in Piazzale Roma ormai è diventato una casba e c'è di tutto e di più. E purtroppo sta gente qua si mette dappertutto, a parte la droga, e poi finché fanno i fatti loro va tutto bene, ma quando vengono a uno che sta qua a lavorare 10-12 ore al giorno con tutte le intemperie, caldo o freddo che sia, insomma non deve stare tranquillo, deve lavorare. Lui, questo qua, c'ha famiglia e non è giusto che sia trattato in questa maniera qua. Sembrerebbe che tutte le colpe siano sue di lui. Sicuramente avrà sbagliato
però bisogna anche avere un attimo una mano sulla coscienza. Una cosa sicura è che purtroppo qui non ci sono sorveglianze. Qui non c'è nessuno che controlla. Il questore però, così come la polizia locale, assicurano che la zona, che dal 14 febbraio con l'inizio del carnevale diventerà rossa, è controllata. Azioni che stanno mirando ad un abbattimento dei livelli di pericolosità sociale e quindi conseguentemente ad un minor numero di fatti reato, ma anche ad un abbattimento della percezione di insicurezza della collettività. I dati sono sicuramente, i dati dell'attività preventiva e dell'attività repressiva sono dati in forte crescita, e questo testimonia un'azione costante sul territorio. Il bengalese è stato arrestato per lesioni aggravate. Il giudice ha rinviato il processo al 17 febbraio, convalidando l'arresto senza emettere alcuna misura cautelare, considerando l'occasionalità dello scontro e il fatto che fosse incensurato. Da Venezia a Vicenza, al quartiere Laghetto, tra furti, degrado e vandalismi. Per noi Daniele Garbini e Simone Squarcina con la consigliera regionale Silvia Maino, che traccia il bilancio del 2024 di un importante strumento, i controlli di vicinato. Emergenza criminalità, il quartiere Laghetto è uno dei quartieri dove funziona soprattutto la parte di collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine, perché da oltre un anno è stato attivato il controllo di vicinato. Com'è Silvia Maino? Buongiorno, che buongiorno poi a voi. È l'espressione anche così rappresentativa del quartiere, come diamo anche consigliere regionale, quindi, però insomma territorialmente ha proprio alle radici qui. Tracciamo un po' un bilancio di quello che è successo con il controllo di vicinato, perché bisogna dire proprio a grandi linee che funziona perché c'è una riduzione globale, almeno di quello che avete registrato, dei furti, delle truffe, di che cosa soprattutto? Il controllo di vicinato, intanto spieghiamolo, è uno strumento efficacissimo sul territorio, è il primo occhio che sul territorio si accorge di qualcosa che non va. Il cittadino segnala, viene fatta una segnalazione, poi ci sono dei filtri, dei controlli, ma comunque è un input per il cittadino di controllare che sul suo territorio non ci siano personaggi strani che girano, campanelli suonati da addetti strani, di forniture particolari e quant'altro. Io ho fatto una mappatura un po' di quello che è successo l'anno scorso, e l'anno scorso è stato un anno importante per Laghetto. Laghetto, pensate, è un quartiere molto tranquillo, un quartiere residenziale, ma ha avuto circa una trentina tra tentativi di furto, truffe agli anziani e non solo agli anziani, ossia campanelli suonati con addetti strani di forniture particolari. La gente si fida e apre. Abbiamo avuto anche delle aggressioni nei parcheggi dei nostri supermercati, anche in pieno giorno, per non parlare di tutta una serie, circa una ventina di tentativi di furto, alcuni anche perpetrati in pieno giorno, ora di cena, quando questi personaggi entrano nelle case appunto delle persone che stanno anche cenando. Quindi lo strumento è stato senza ombra di dubbio efficace, perché quest'anno abbiamo notato una riduzione in tal senso e una soglia dell'attenzione delle persone molto più consapevole. Ecco, se possiamo accennare delle cifre, è una sensazione o proprio oggettivamente c'è anche più attenzione proprio da parte, innanzitutto quante persone avete coinvolto? Allora, questo gruppo del quartiere di Laghetto ha circa un centinaio, 120 persone che sono coinvolte in questa attività di controllo del vicinato. Ripeto, è un controllo bonario, non è che la gente scende in piazza, ma segnala in questa chat se c'è qualcosa che non funziona, e quindi gli organismi preposti che poi filtrano le comunicazioni si attivano se e quando è il caso. E pare che quest'anno, effettivamente l'anno è iniziato oggettivamente da poco, però pare che insomma ci sia un clima forse un po' più disteso. Ecco, qual è la tipologia magari di truffa o di furto più odiosa che magari è stata più registrata e segnalata nel corso dello scorso anno? Senza ombra di dubbio, odiosissimo è stato, ma perché è una percezione, una violenza nella nostra intimità domestica, è stato l'ingresso, ripeto, anche a ore tardo pomeriggio nelle case delle persone con le persone dentro, cioè le persone si accorgevano che stavano entrando dei sospetti, delle persone non dei ladri, usiamo il termine giusto. E poi abbiamo avuto un'aggressione importante purtroppo in quartiere, una signora nel tardo pomeriggio di fronte addirittura a un supermercato in pieno giorno. Certo. Noi siamo qua prima di concludere, e proprio perché abbiamo scelto questo posto, perché alle nostre spalle c'è una cabina e ci sono dei graffiti. Che cosa sta succedendo in questo momento? Degrado? C'è anche una forma di degrado importante, leggiamo una cosa, sbirri assassini. Ecco, ricordiamoci che il controllo di vicinato, quando c'è bisogno chiamiamo noi carabinieri, chiamiamo le forze dell'ordine, quindi insomma
penso sia chiaro insomma quello che sta succedendo. Così Daniele Garbini e Simone Squarcina con la consigliera Maino. Da Vicenza torniamo nel veneziano, meglio a Mestre, perché di sicurezza si parla in un convegno di Forza Italia con i maggiori big del partito in Veneto presenti, una Venezia, Mestre, nella quale tra una settimana scatteranno le zone rosse per il Carnevale. Filippo Fois con Gianluca Forcolin, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Con Gianluca Forcolin io partirei allora proprio su queste zone rosse. A Venezia il conto alla rovescia è cominciato, si partirà a Carnevale, per cui ci saranno delle zone particolarmente attenzionate secondo le indicazioni che ha dato il ministro Piantedosi. Può essere una soluzione? Beh, può essere una soluzione, anche se sappiamo che non sarà la soluzione quella definitiva per sradicare o comunque per togliere il problema, perché poi uno che è abituato a delinquere semplicemente si sposta da quella zona rossa e si sposta in un'altra zona e diventa rossa quell'altra, per cui va bene in un momento di affollamento, in un momento di eventi particolari come può essere quello del Carnevale, la città più bella al mondo, insomma, rispetto a queste tematiche, a questo periodo, però poi sappiamo che insomma chi è abituato e ne fa del proprio mestiere quello di delinquere o di commettere reati, chiaro che non succederà che verrà estirpato il fenomeno, questo è altrettanto vero. Il quadro che sta uscendo anche da questo convegno è quello di un impegno da parte delle istituzioni a livello locale, al quale però spesso non corrisponde lo stesso impegno a livello di Stato centrale. Primo perché mancano gli strumenti spesso per trattenere in detenzione coloro che delinquono. Secondo, poi anche se ci fossero non ci sono sufficienti carceri. Prima Zuin ha detto com'è la situazione al carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Ma come mai è così difficile fare queste leggi che chiedete da tanto tempo? Beh, non è facile perché poi ci sono mille contraddizioni rispetto alle norme, però è altrettanto vero che insomma adesso c'è un decreto di DL sicurezza che è in discussione al Senato, a breve sarà approvato e quindi al di là del fatto di sostenere senza se e senza ma gli uomini in divisa, a cui va il nostro applauso, non esistono situazioni tali per cui appunto possono essere messi in discussione le forze dell'ordine. Una divisa rappresenta lo Stato e quindi lo Stato va tutelato. Questo è il primo punto cardine. Dall'altra parte ci deve essere assolutamente una modifica normativa che metta nelle condizioni anche chi delinque, soprattutto quelli con cause minori, cosiddette minori, che quindi hanno detenzioni minori, di avere anche delle possibilità detentive diverse. Penso solo ai lavori socialmente utili, abbiamo tantissime strutture da rinnovare, da manutentare, da sistemare. Io sposterei l'attenzione su questi perché è chiaro che la detenzione in carcere non è una palestra di vita e quando uno esce dopo 6 mesi, un anno di carcere, sicuramente esce più istruito per delinquere, non certo per ritornare a una vita normale, per cui spero e auspico che il DDL porti anche verso questa direzione delle appunto pene detentive alternative e soprattutto che possano... Perché viene proprio da esponente di Forza Italia è impegnata in una riforma della magistratura, ma forse non era più urgente fare quest'altra prima? Sì, sono tanti i temi purtroppo che ci contraddistinguono e devono essere posti all'attenzione. Oggi parliamo di sicurezza perché questo, come ha detto giustamente prima anche Zuin, rappresenta un tema non solo sociale, famiglie, imprese, ma anche economico. Tu vai a Venezia, vai nella città metropolitana, vai nel litorale veneto che conta 30 milioni di presenze e se sai di poter contare in un territorio sicuro ci vai con la famiglia, ci vai in un momento più sereno e sicuramente porta anche un fattore economico non irrilevante. Giustamente Forcolin parla di Veneto orientale perché insomma un po' il suo e sappiamo cosa diventi Jesolo quando da 20.000, non so quanti siano, 30.000 abitanti passa a mezzo milione. Forcolin, quando si è celebrato il famoso referendum dell'autonomia, cambio argomento dell'ultima questione che le pongo, lei mi sembra fosse vicepresidente della regione Veneto, per cui era un illustre rappresentante adesso la novità con la bocciatura parziale da parte della Corte Costituzionale è che forse bisognerà riscrivere una parte della riforma Calderoli. Questo significa che andremo alle calende greche? Ma diciamo che la questione autonomia fosse in discesa ci credevano in pochi, era assolutamente in salita e credo che insomma lo capiscano bene. Io tra l'altro ho fatto il parlamentare 2008-2013 quando si parlava
della legge ovviamente sul federalismo fiscale, lo ricordate bene, no? E una legge che poi è arrivato il governo Monti e ha messo in un cassetto. Poi è stata riproposta la legge regionale sull'autonomia col voto del 22 ottobre 2017 e ovviamente anche qua si sono mossi tutti, soprattutto i detrattori. Uno fra tutti mi ricordo lo Svimez, Sviluppo Mezzogiorno, no? Che ti arriva tirando fuori dalle calende greche tutte le perplessità e il dibattito attorno all'autonomia, per cui che sia una cosa facile non è assolutamente facile. Forse è una questione più, a sto punto, più che legislativa, culturale. Si deve capire che l'autonomia aiuterebbe anche quelle zone, anche quei territori, quelle regioni che sono e hanno peculiarità importanti per il sistema paese e che avrebbero beneficio dell'autonomia. Invece si è lanciato un messaggio, una suggezione che sia la divisione fra ricchi e poveri. Non è così? C'è anche da dire che in effetti è una riforma che ridisegna tutta la geografia amministrativa dello Stato, per cui non può essere fatta in breve tempo come magari qualcuno si aspetta. Giusto. Ultima cosa, il terzo mandato è un argomento chiuso o è ancora aperto? Ma io credo che il terzo mandato sia chiuso. Io ho un rapporto buono, lo sapete, insomma, con il presidente Zaia. Sarebbe il quarto mandato. Credo che dal punto di vista legislativo questo non sia più il tema all'ordine del giorno. Si tratta piuttosto di trovare un punto d'incontro, perché i veneti sono stanchi di leggere la stampa e le nostre interviste nel dire terzo, quarto, paginoni, ma parlare anche di programmi seri per i veneti e la prossima legislatura. Grazie a Gianluca Forcolin, deve ancora prendere la parola, per cui lo ringraziamo di essersi fermato e lo lasciamo libero la linea allo studio. Ascoltatori, grazie a voi, buona giornata. Grazie a Filippo Fois, grazie a Forcolin. Restiamo a Mestre per tornare a parlare però di sicurezza, ma anche di sicurezza del commercio, con il sopralluogo delle forze dell'ordine insieme all'assessore Costalonga per verificare il rispetto delle regole al mercato di Mestre. Tra multe e diffide c'è chi rischia di chiudere l'attività. Abbiamo fatto il sopralluogo a Mestre perché c'è stato un intervento della Polizia Municipale in queste ultime settimane, dopo gli eventi che sono anche accaduti, e abbiamo fatto un passaggio per il rispetto del regolamento. Un rispetto del regolamento che purtroppo, soprattutto nei negozietti gestiti da extracomunitari, sicuramente portava un deperimento, insomma un abbassamento del livello del mercato, con tutti quei negozi che non rispettano l'ordine di come gestire il proprio prodotto in vendita. Linea dura dell'amministrazione comunale nei confronti di chi non rispetta le regole al mercato, a discapito dei clienti e di una concorrenza leale. Abbiamo fatto circa una ventina di diffide, più una decina di verbali, ma anche oggi io sono passato, la situazione sicuramente sta migliorando perché l'intervento si vede e quindi molti banchi si sono messi a mettere a posto in maniera decorosa le proprie attività, ma ancora oggi abbiamo multato 4 persone, sempre per lo stesso motivo, e queste 4 persone molto probabilmente rischieranno con la prossima sanzione di chiudere a 15 giorni l'attività. I controlli per trovare i furbetti continueranno. Sì, assolutamente dritti, perché veramente noi vogliamo dare un aspetto decoroso alla nostra città, bellissima città, e a Mestre il mercato, che è storico, deve rimanere un mercato dove la gente possa tranquillamente passeggiare senza che ci siano persone strane, e sicuramente un mercato in ordine, un mercato con la merceologia corretta può sicuramente migliorare anche l'aspetto della vivibilità della nostra città. Allora c'è una breve pausa pubblicitaria, ripartiremo da un tema importante, quello del bullismo. Ieri la giornata contro bullismo e cyberbullismo, sono emersi dei dati da un sondaggio della UIL in Veneto inquietanti sulla percezione del bullismo soprattutto da parte dei giovani, un tema e dei dati che fanno davvero riflettere, e ripartiremo quindi da questa indagine e poi un focus su Treviso. L'hanno minacciato di consegnarle la giacca perché ovviamente l'avrebbero picchiato in caso contrario. Che si picchino, ormai è diventata routine, una cosa che fa fighi, se possiamo dire così, ma che
cioè non ti porta a niente. Mi tolgono come la voglia di uscire perché non mi sento appunto sicura. Le voci dei ragazzi davanti alle scuole, alla fermata del bus, in stazione. Aver assistito a essere stati vittima dei bulli è un refrain ed è uno dei timori principali dei ragazzi. Non devono quindi stupire, anche se sconcertano i dati del sondaggio realizzato dalla UIL del Veneto e resi noti in occasione della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. 17.000 le persone alle quali è stato chiesto quale fosse il problema che sentivano maggiormente. Il sindacato pensava al lavoro, alla scuola, all'incertezza del futuro. Invece no, per molti, soprattutto ragazzi, la preoccupazione principale è la sicurezza legata ad episodi di bullismo, come ammesso da oltre il 35% dei giovani trevigiani. Numeri da paura. Quando abbiamo parlato con loro, vivono una situazione in loro drammatica. Questo si accentua di più nelle città di Treviso e di Verona. Questi ragazzi ci raccontano che dicono che non riescono a prendere l'autobus e non danno i soldi alle persone. Ragazzi che se non pagano la pizzetta le cose gli vengono bullizzati e bullizzati nella maniera più brutta. Situazioni pesanti quelle raccolte dalla UIL, che sta preparando un evento per affrontare il problema. È preoccupante il fatto che spesso i giovani vittime dei bulli non trovano il coraggio di raccontare in famiglia o a scuola quanto subito. Molti di loro ci hanno raccontato che dicono ai genitori che non gli piace la scuola che fanno e cambiano scuola, ma non è la verità. La verità è che quella scuola gli sarebbe piaciuta, sarebbe stato il loro sogno. Invece, con la scusa del bullismo, col problema del bullismo, dicono che vogliono cambiare scuola. O ragazzi che non escono di casa perché hanno paura che in giro succeda qualcosa. I giovani in questo momento hanno bisogno di aiuto e di una rete di protezione. Violenze fisiche, verbali o psicologiche, comportamenti vessatori nei confronti dei coetanei già da giovanissimi. Il fenomeno del bullismo preoccupa e vede le istituzioni a tutti i livelli impegnate a contrastare queste condotte, ma è un impegno che deve coinvolgere la società intera. A Treviso, città dove il problema è particolarmente sentito, la Polizia di Stato è in prima linea per avviare questi ragazzi ad un percorso di risocializzazione anche attraverso i servizi di controllo in atto in questo periodo in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Mirati proprio a fare in modo, attraverso una più incisiva identificazione anche dei ragazzi, che la loro socialità sia tranquilla, normale e che non ci siano degenerazioni, perché poi le risse nella maggior parte dei casi sono tra di loro. Ma oltre alla repressione, sottolinea il questore, serve la prevenzione. Questi ragazzi vanno intercettati prima che vadano alla deriva. Il cattivo esempio noi lo dobbiamo eliminare e per eliminarlo dobbiamo fare rete, dobbiamo convergere tutti attorno a questi ragazzi che hanno difficoltà per un'opera di risocializzazione. Non possiamo pensare che solo la repressione funzioni, perché sono giovanissimi e quindi hanno tutta la vita davanti. Tra i nuovi strumenti è stato rafforzato dal legislatore il ruolo del questore quale autorità di prevenzione sociale. L'ammonimento del questore per bullismo è uno strumento importantissimo che può essere utilizzato da chi subisce angherie accompagnato dai genitori e fa sì che attraverso un provvedimento amministrativo, quindi senza incidere attraverso procedimenti penali, si possa arrivare a dei risultati eccellenti, quali la presa di coscienza del giovane delle azioni che compie e un percorso di risocializzazione. Spesso, siamo rientrati in diretta con Focus TG, abbiamo parlato dunque di bullismo, dati inquietanti, spesso dietro anche agli atti vandalici spesso si nascondono proprio dei giovani e dei giovanissimi. Non sappiamo se sono giovani o giovanissimi gli autori degli atti vandalici in alcuni cimiteri comunali, però è un problema che si ripropone anche nel Vicentino. Torniamo nel Vicentino, a Tezze sul Brenta, l'amministrazione corre ai ripari. Per identificare eventuali responsabili di queste azioni odiose abbiamo installato sia nel cimitero di Stroppari sia in quello di Belvedere delle telecamere che sono collegate con la fibra e quindi possiamo vedere tutte le immagini.
in un caso e anche nell'altro vengono inquadrate tutte e due le entrate, a Belvedere quella a nord e quella ad est e a Stroppari quella a sud e quella ad est, quindi si possono assolutamente vedere e verificare. Così il comune di Tezze sul Brenta intende mettere un freno agli atti vandalici che si sono verificati di recente nei cimiteri di Stroppari e Belvedere. Per quello del capoluogo bisognerà aspettare ancora qualche mese dopo aver superato alcuni problemi tecnici. Gli occhi delle telecamere permetteranno di individuare e sanzionare i responsabili dei vandalismi, ma secondo il sindaco occorre un cambiamento di mentalità. Credo che sia un problema di civiltà, ormai lo dico in tutti i modi, non è assolutamente pensabile di mettere il territorio sotto osservazione, no, tutto dobbiamo rilevare tutto, no, dobbiamo istruire, dobbiamo pensare che insomma un po' di civiltà, un po' di comprensione, un po' di aiuto reciproco, un po' di, non so come definirla, insomma, buona educazione. E poi ci sono gli animali maltrattati. Negli ultimi 3 anni la polizia locale, siamo a Vicenza, ha sequestrato 986 esemplari tra cani, gatti e uccelli. L'ultimo caso per cui il proprietario è stato denunciato è quello proprio di un amico a 4 zampe. Costretto a vivere in una gabbia posizionata sul pianerottolo di un condominio in strada 7K. Erano le tristi condizioni in cui viveva Pitti, un cane di media taglia di razza American Staffordshire Terrier. A seguito della denuncia di un cittadino alla polizia locale erano già scattati i primi controlli. Gli agenti avevano constatato che l'animale era rinchiuso in una gabbia troppo piccola per la sua taglia e inoltre privato troppo spesso della luce naturale della ciotola dell'acqua. Il proprietario si era anche inizialmente dimostrato collaborativo dicendo che non lo avrebbe fatto più e che purtroppo non era nelle condizioni di far stare il cane in altre condizioni, ma sembrava aver capito che quelle non erano le condizioni di far vivere il cane. Purtroppo a seguito di un ulteriore controllo si è ritrovato il cane nella stessa gabbia e quindi il cane è stato sequestrato. È solo l'ultimo caso di maltrattamento animale per cui il proprietario è stato denunciato. Nell'ultimo triennio il nucleo di Vicenza delle guardie zoofile hanno ricevuto 3.470 segnalazioni, di cui 3.260 evase. 986 gli animali sequestrati e 96 i proprietari che sono stati condannati. Ma che fine farà ora Pitti, il terrier sequestrato? Ci sono ancora indagini in corso, la magistratura farà i suoi passi e il cane potrà essere per esempio dissequestrato e posto quindi nelle condizioni per essere adottato, ma è troppo presto per esprimersi in questa direzione. Quello che vi posso dire è che Pitti, il nome del cane, Pitti sta bene, è presso il canile sanitario e sta bene, è stato trovato in salute, è un cane buono nonostante quello che ha passato. Restiamo a Vicenza, dove ieri è stata una giornata di alta tensione con gli operai che sono saliti sulla gru. Siamo al cantiere che sta realizzando le nuove palazzine al villaggio americano vicino alla caserma Ederley. Tra i lavoratori senza stipendio da mesi che sono saliti appunto per protesta sulla gru. Sono scesi solo a metà pomeriggio i 3 operai che erano saliti questa mattina su una gru a 20 metri di altezza in protesta per non aver ricevuto ancora 3 stipendi arretrati. Sono parte di un gruppo di 12 lavoratori che stanno realizzando il nuovo complesso residenziale all'interno del villaggio americano a poca distanza dalla caserma Ederley. Gli operai appartengono ad una società in subappalto, l'ultimo anello di una catena che fa capo alla ICM del gruppo Maltauro, che avrebbe già saldato regolarmente quanto commissionato. Sono l'ultima ruota del carro, potremmo dire. Questi lavoratori sono quelli che pagano ciò che la legge, la norma oggi permette nei subappalti, quindi avere una serie di subappalti che non permette alla capofila, diciamo, a chi ha la responsabilità principale del cantiere di avere certezza dei pagamenti, degli salari dei lavoratori che si sono onestamente guadagnati, è una vergogna. Una protesta clamorosa arrivata a seguito di un lungo periodo in stato di agitazione. E anche ieri hanno
hanno messo a repentaglio la loro vita per riuscire a recuperare il proprio salario. Noi chiediamo assolutamente che ci sia l'intervento dell'ICM che ha in mano il cantiere, che sappiamo è già intervenuta in altre situazioni per sanare il salario di altri dipendenti che erano nelle stesse condizioni, e quindi di porre fine a questa protesta che ovviamente mette, ripeto, a repentaglio anche la vita degli stessi lavoratori. A seguito dell'intermediazione della questura, nel primo pomeriggio si è svolto un primo incontro in prefettura tra lavoratori, sindacati e i rappresentanti della società subappaltante. I dipendenti hanno chiesto e ottenuto un confronto anche con i rappresentanti della società capofila ICM, incontro fissato per lunedì prossimo. Per questo gli operai alla fine della giornata sono scesi dalle gru. Protesta sospesa per il momento. E poi il presidio delle mamme no FAS davanti al Tribunale di Vicenza, con il processo che ormai si avvicina alle battute finali, un presidio che è iniziato ieri, è andato avanti tutta la notte, con appunto le mamme che chiedono giustizia, chiedono anche la bonifica dei terreni inquinati. Siamo qui per chiedere giustizia, perché il processo è arrivato alle fasi finali e c'è bisogno di far sentire la nostra voce più che mai in questo momento. Giustizia è quanto chiedono le mamme no PFAS, che insieme ad associazioni ambientaliste, sindacati e al sostegno di molti amministratori del territorio si sono ritrovati in un presidio davanti al Tribunale di Vicenza. Mobilitazione che coincide con le battute finali del processo Miteni per la contaminazione da PFAS. Alcuni di loro resteranno a manifestare nel piazzale fino a domani pomeriggio per tornare a parlare dell'inquinamento e dei pesanti rischi connessi e chiedere il diritto alla salute e la bonifica dei territori inquinati. La bonifica è essenziale, perché è inutile andare avanti e fare acquedotti nuovi, mettere filtri se non viene tolto il problema alla base, cioè il terreno che continua a inquinare la falda. Quella è essenziale, va fatta il prima possibile. Tema della contaminazione da PFAS che richiama l'attenzione delle amministrazioni in termini di tutela della salute dei propri cittadini. Noi siamo qua naturalmente perché insieme a tutte le associazioni chiediamo naturalmente giustizia per questo inquinamento che sicuramente ha avuto delle conseguenze sul nostro territorio e che noi adesso appunto stiamo pagando. Ci hanno ricordato quello che dice l'articolo 9 della nostra Costituzione, che ogni cosa deve essere fatta anche in previsione della tutela delle future generazioni. Ecco, questo forse non è stato fatto, c'è l'impegno, il Comune di Vicenza c'è, abbiamo presentato e approvato una mozione ancora a luglio dell'anno scorso in cui chiediamo proprio che non ci siano più PFAS in produzione a meno che non siano strettamente necessari. Questa mozione l'abbiamo spedita al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e allo stesso Presidente del Consiglio. Oltre a questo abbiamo istituito l'osservatorio FAS e questo osservatorio con il sindaco e me qualche giorno fa ha incontrato proprio una delegazione delle mamme no FAS per capire insieme a loro e ascoltare da loro stesse quello che è la loro realtà. A Vicenza c'è un altro tema, come sapete ormai da più di una settimana, il bocciodromo occupato dagli attivisti no TAV, è un clima politico che si scalda non solo a Vicenza. Un inverno scottante, anzi di più. Politicamente a Vicenza è il febbraio più caldo degli ultimi anni. Il quartiere dove la temperatura è più alta è Ferrovieri, in particolare il termometro arriva a picchi mai visti dalle parti della palazzina occupata dagli antagonisti no TAV. Iricav 2, nuova proprietaria dell'ex bocciodromo, ha presentato denuncia per l'occupazione, atto indispensabile per la richiesta di sgombero e per l'identificazione degli abusivi che hanno preso possesso dell'edificio di Via Rossi. Ora la battaglia politica si sposta in Consiglio Comunale, dove l'ex sindaco Francesco Rucco, targato Fratelli d'Italia, ha presentato una mozione con delle domande rivolte all'attuale sindaco del Partito Democratico. Ci dica il sindaco se intende chiedere a prefetto e questore la convocazione del Comitato Ordine e Sicurezza per lo sgombero. Ci dica altresì quali siano le intenzioni rispetto al tema della strategia per come risolvere il problema delle occupazioni illegali, ma soprattutto ci dica cosa ci facevano esponenti di maggioranza alla presentazione della manifestazione per l'occupazione del bocciodromo da parte dei centri sociali. Non ci sono dubbi, è sfida politica. Al di là dell'occupazione ad oltranza, il bocciodromo oggi è un guscio ormai vuoto, non più attrezzato per essere vissuto e, come dicevamo, destinato a essere abbattuto. E allora, in futuro, dove prenderanno casa gli attivisti?
c'è bisogno di una gara, di una procedura, di un'evidenza pubblica. Sappiamo altrettanto che in questi mesi da parte di questura, prefettura c'è stato un invito, una richiesta di andare a individuare una soluzione che ad oggi non c'è. Da questo punto di vista però, come sempre, siamo disponibili, pronti a ragionare, a capire con questura e prefettura quello che sarà possibile fare. Insomma, nel rispetto delle norme e delle procedure, Giacomo Possamai è pronto a ragionare su cosa sia possibile fare. E qui entra in gioco Creazzo con il sindaco Carmela Maresca, che non vorrebbe che la soluzione venga trovata proprio alle porte del suo comune, nella cascina di Carpaneda, da cui i cantieri della TAV non sono nemmeno così lontani, né sul versante di Altavilla, dove stanno avanzando oggi, né sul fronte di Vicenza in strada Padana. Il messaggio è chiaro: a Creazzo vogliono essere informati per tempo riguardo a future possibili collocazioni per gli attivisti no TAV. Da quello che apprendo, potrebbe essere che il bocciodromo possa essere trasferito in Carpaneda, nella cascina lato Vicenza, a pochi passi, a pochi metri, quindi alle porte del comune di Creazzo. Tutto questo, come sindaco rappresentante di una comunità, esterno la mia preoccupazione. Si parla tanto di Grande Vicenza, di collaborazione, spesso il sindaco Possamai ha fatto riunioni con i comuni contermini su questo tema, e allora ci si aspetta collaborazione, ci si aspetta di essere ascoltati, si aspetta che i problemi di Vicenza non vengano semplicemente scaricati sui comuni contermini. E poi a Bassano, per tornare a parlare della scuola Pascoli, con alcuni giorni che serviranno ancora per il trasloco della scuola dalla sede chiusa la scorsa settimana ai locali del Tribunale. Tra pochi giorni sarà dunque questo il portone di ingresso degli alunni della scuola Pascoli in attesa della sistemazione. Un ingresso possibile potrebbe essere anche sulla parallela via Verci, sull'altro lato dell'edificio. In queste ore si è svolto il primo sopralluogo con gli assessori Viero e Bizzotto. Sarà la dirigenza, le maestre e gli insegnanti che, come si vede già, hanno messo le targhette su dove andranno le classi. Chiaramente lo spazio è molto ampio. Ci sono 8 classi che saranno 8 aule che saranno appunto adibite proprio per le classi della scuola, e poi insomma ci sono anche una serie di spazi per poter fare le attività, i laboratori tipici dell'aspetto anche montessoriano. Provvederemo appunto a ripulire i locali, era già stata fatta una pulizia di fondo nel settembre del 2024, gli impianti sono funzionanti, in questo momento sta andando anche il riscaldamento, quindi insomma diciamo che i locali sono pronti per accogliere i bambini. 4 classi saranno al piano terra, 4 al secondo piano, mentre al primo sarà utilizzabile solo l'ampio corridoio. Stiamo lavorando per riuscire già la settimana prossima a portare i ragazzi, cioè a far cominciare i ragazzi, però diciamo che ci sono tanti lavori, c'è la pulizia, ci sono il trasloco da fare. Tra lunedì e martedì dovrebbe iniziare il trasferimento degli arredi e delle attrezzature, ma il destino del vecchio edificio della Pascoli sembra segnato. Questa amministrazione dovrà fare delle valutazioni proprio alla luce della perizia che riguarda solo i soffitti della Pascoli. Il quadro è impietoso, definisce una situazione che deve essere presa per le mani, quindi molto probabilmente nei prossimi giorni sceglieremo anche qualche riserva in merito proprio alla Pascoli. In via Marinali alunni e personale della Pascoli concluderanno di sicuro questo anno scolastico, ma questa soluzione di emergenza ha fatto sorgere dei dubbi al PD cittadino, che in una nota firmata dalla segretaria Maria Di Pino si chiede se la giunta comunale sappia qualcosa che altri non sanno, ovvero si legge che la riapertura del tribunale, data enfaticamente per certa e imminente dal sottosegretario Ostellari, non sia poi così certa e tantomeno vicina. Il sindaco, chiude Di Pino, dovrebbe dare una risposta chiara alla cittadinanza. I 12 milioni spesi per il nuovo tribunale ora trovano un primo utilizzo a beneficio della città. Se quelle aule saranno di giustizia o di istruzione lo diranno le scelte amministrative e politiche della primavera. Un'altra brevissima pausa pubblicitaria, fra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG. Nasce un patto per il turismo nell'area del Monte Grappa che si estende sui territori di 3 province, Treviso, Vicenza e Belluno.
Tutto il Monte Grappa deve essere riconoscibile come destinazione turistica unitaria. E questo è il senso del patto firmato tra IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, Consorzio Dolomiti Prealpi e Unione Montana Bassanese. I tre organismi gestiscono i rispettivi marchi d'area turistici e ora pensano a una promozione unitaria della riserva MAB UNESCO, riconoscimento arrivato nel 2021. Noi rappresentiamo le Dolomiti Bellunesi, ma siamo qui per sostenere un progetto che non vede confini territoriali per il turista e quindi ci porterà a concepire delle strategie insieme ai nostri colleghi che speriamo ci portino a creare una nuova identità forte all'interno della regione del Veneto. Sicuramente una strategia che può rilanciare questo importante patrimonio, che è un patrimonio sì dei nostri territori, ma un patrimonio nazionale, è il Monte Sacro alla Patria, che sicuramente merita una maggiore valorizzazione. È un territorio che intanto deve avere una voce sola, non possiamo pensare che il Grappa venga rappresentato solo da una parte di una o dell'altra provincia, dobbiamo essere uniti per fare una vera promozione a favore della montagna del Grappa, e per questo c'è bisogno di un coordinamento importante che da Bassano alla Val Brenta passi per Asolo e arrivi fino al Feltrino. Il Monte Grappa è già noto nel mondo per motivi storici, sportivi e naturalistici, ma serve una spinta in più. C'è bisogno di consapevolezza, senso di identità, di appartenenza delle comunità, creazione di servizi e trasformazione quindi del territorio da una destinazione bellissima, piena di attrattività, come dice lei, per il turista e lo sportivo, ad un centro anche organizzato in termini di servizi e che richiede la collaborazione di soggetti pubblici e privati. Questo è già un disegno importante perché permette di attirare fondi, ma come ho detto anche prima permette di fare una promozione unica su tanti mercati turistici. È una montagna che piace ai molti turisti che la frequentano durante il corso dell'anno, e sicuramente oggi, unendo le forze di tre territori, sapremo rilanciare questa immagine non solamente a livello nazionale ma anche a livello internazionale, sfruttando ovviamente il riconoscimento MAB UNESCO. Ed è sicuramente un evento sportivo ma che traina il turismo, il Giro d'Italia, che appunto arriva a maggio, e una 13ª tappa è quella che attraverserà i Colli Iberici. 14 comuni dei Colli Iberici che saranno attraversati dalla 13ª tappa del Giro d'Italia. Opportunità e vetrina per il territorio. Si stima che il passaggio dei campioni del Giro d'Italia sulle strade dei colli richiamerà 500.000 di spettatori che avranno la possibilità di vivere il Giro a Vicenza e nei comuni limitrofi anche nelle settimane di avvicinamento alla corsa. Quando una città come Vicenza si candida al Giro d'Italia e ha una visibilità come quella che il Giro d'Italia dà, vuole ovviamente regalare la miglior cartolina, la migliore immagine, e Iberici, soprattutto per il mondo degli appassionati delle due ruote, delle biciclette, è il palcoscenico ideale, quindi sì, sarà la tappa dei Iberici. Il nostro territorio è ricco di bellezze naturalistiche, architettoniche, ricco di enogastronomia, per cui questa è una vetrina internazionale a cui noi puntiamo per farci conoscere e quindi poi avere un ritorno dal punto di vista economico legato al turismo. Traguardo a Monteberico, ma negli ultimi chilometri di tappa si entrerà nel territorio dei Colli Iberici, proponendo un finale mosso, adatto ad attaccanti che vorranno provare ad anticipare il gruppo ed evitare la volata. Un evento sportivo ricco comunque di storia, passione e tanta energia. Sarà un orgoglio e un'emozione per tutti i vicentini vedere la corsa rosa attraversare le nostre strade, le strade dei nostri territori, e sarà davvero un'occasione unica per valorizzare il nostro territorio, le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche, e farle vedere agli occhi del mondo. Amministrazioni già a lavoro per prepararsi al passaggio della Carovana Rosa, per rendere il 23 maggio una festa per appassionati e per mettere in mostra le bellezze locali. Per noi sindaci dell'area iberica è veramente un'occasione importante anche far conoscere il nostro territorio, quindi siamo ben felici che il Giro d'Italia passi nei nostri comuni, ed è un'occasione appunto per valorizzare l'area iberica. E con questo ci salutiamo, grazie per averci seguito, arrivederci.